Mi chiamo Anna Elisa De Gregorio e leggerò 3 poesie tratte dalla silloge Una giungla di cartone nel dialetto di Ancona. La prima poesia che leggerò si intitola Do vele, due vele, ed è stata scritta in ricordo di Ian Palach. Forse va fatto un chiarimento soprattutto per i più giovani, perché Ian Palach nel 69, a 21 anni, è diventato il simbolo della resistenza antisovietica, perché si è fatto bruciare vivo in una piazza di Praga. Dopo di lui altri hanno seguito il suo esempio, tragico, però qualcosa dopo è cambiato. Do vele, ricordo di Ian Palach. Alta una fiamma in piazza, si ripiega su un fianco come una vela colca sopra un gradì de marmo. È capitato a Praga, dice in televisione. Memoria di un ragazzo, di libertà bruciato. L'eroe muore da solo. Fumo va in cerca del cielo. Quante ore d'agonia dura un sogno da luce. Ed renta al buio pesto nasce in chiaro de vela che taglia un mare nuovo sotto una bava de vento. Leggo la traduzione. Due vele, ricordo di Ian Palach. Si alza una fiamma in piazza e si piega su un lato una vela riversa su un gradino di marmo. È successo a Praga, dice la televisione. Memoria di un ragazzo bruciato di libertà. L'eroe muore da solo, il fumo cerca il cielo. Quante ore d'agonia dura un sogno di luce, e dal buio pesto esce un chiarore di vela nuovo che taglia il mare sotto un filo di vento. La seconda poesia ha per titolo Una giungla di cartone. Una giungla di cartone. È un sogno ed è stato ispirato da un quadro di Henri Rousseau, il doganiere, che pur non essendosi mai mosso da casa sua ha disegnato delle meravigliose giungle. Il quadro a cui mi riferisco si intitola proprio Sogno ed è la poesia eponima, perché dà il titolo poi a tutta la silloge. Mai so stata in una giungla americana, so capitata invece nel cuore di una giungla di cartone, notturna, invirucchiata, un corpo di tigre tra le tigri o zingara che dorme sotto un vetro di luna, e lì a fianco la toletta Liberty de nonna fa da divisorio. Fiume è una striscia di purezza, tra i rami nessuno che mi magna viva, o sola mi abbandona ante l'acqua, anzi serpente mi dice, sta tranquilla, te posti raccoglie la mela senza lassù una voce che ti ruga. Il tetto di marzapane senza zega, 100 giochi insegnati a Natale, mi madre più di tutto che mi ride. La traduzione
una giungla di cartone, a Henri Rousseau, il Doganier. Mai sono stata in una giungla americana, mi sono trovata invece nel cuore di una giungla di cartone, notturna, intricata, in un corpo di tigre fra le tigri e zingara che dorme sotto il vetro della luna, e lì a fianco alla toletta Liberty della nonna che fa da paravento. Il fiume è una striscia di pezza. Nessuno fra i rami mi vuole sbranare o abbandonare in acqua, anzi. Il serpente mi dice: tranquilla, puoi mangiare la mela senza che nessuno lassù ti cacci via. Il tetto di marzapane senza strega, i 100 giochi che sognavo a Natale, e prima di tutto mia madre che mi sorride. La terza poesia si intitola La poesia onesta, è l'ultima poesia della Silloge, dedicata ovviamente a Umberto Saba, ed è stata scritta nel periodo di quarantena, a marzo, quando ad Ancona è nevicato. La poesia onesta, come ai tempi antichi di Boccaccio, quando c'era la peste e i piricchi, l'estate durava tutto l'anno. Serviti e riveriti in un giardino, faceva a turno a dire le belle storie, mentre Pipuretti storie non ce n'era, loro moriva, e senza gran bellezze. Pure il tempo della moderna peste, per chi è senza giardino, la faccia sua ne è cambiata tante. Tappata dentro a casa fu esercizio del silenzio, con lapide principio a scrivere in verso e senza fretta ascolto le parole che arriva in obbedienza. Giro un occhio al cortile verso un melo, senza tanto fiottà, lui fiorisce, ancora si c'è la neve. Pur io coglio bellezza, compagna l'albero, e cerco d'essere onesta per quel che mi compete. La traduzione, la poesia onesta, come nei tempi antichi di Boccaccio, quando c'era la peste e per i ricchi l'estate durava tutto l'anno, serviti di tutto punto in un giardino, si raccontavano belle storie a turno, mentre i poveri non avevano storie. Per loro senza bellezza c'era la morte. Corrono i tempi della peste moderna. Per chi non ha giardini, la sua faccia non è cambiata troppo. In quarantena a casa faccio esercizio di silenzio. Con la matita comincio a scrivere un verso e senza fretta ascolto le parole che si formano in obbedienza. Giro l'occhio al cortile verso un melo. Senza lamentarsi, lui continua a fiorire anche con la neve. Così trovo la bellezza, facendo con cura, come l'albero, quello che mi compete. Allora, ringraziamo Anna Elisa De Gregorio per il contributo che ci ha inviato, anche se in formato video purtroppo. La motivazione
No, la motivazione è stata già letta, scusate. Il premio per la signora consiste in 100 copie del libro realizzato dalla sua raccolta inedita a cura di Edizioni Ecofine di Roma. È un'opera originale della tela di Maria Vuoto, un centrotavola oppure uso asciugamani in cotone con motivi tipici spighetta e righe, decorato con pizzo all'uncinetto.